Eccoci nuovamente in diretta, diamo subito il benvenuto al nostro ospite di oggi. Abbiamo con noi collegato via Skype il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Buongiorno, adesso dovremo vederlo a breve. Nel frattempo vi anticipo che ovviamente parleremo di quello che è accaduto, ovvero l'approvazione di AstraZeneca che sarà di nuovo somministrabile, e le vaccinazioni partiranno proprio oggi alle 15 per chi aveva già effettuato. Eccolo qua in diretta, allora diamo subito il buongiorno, mi sente? Ecco, non sentiamo l'audio, se la regia provvede, eccoci qua. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Partiamo subito da... mi sente? Abbiamo dei problemi di collegamento oggi. Io vi sento bene. Ecco, perfetto, adesso la sento anch'io. Dicevo agli spettatori che oggi insomma si riparte con i vaccini AstraZeneca. In Friuli chi ha prenotato la propria vaccinazione dalle 15 in poi di oggi, venerdì 19 marzo, può presentarsi nella sede scelta e procedere. Quindi volevo chiederle come verranno recuperati i vaccini persi, tra virgolette, di questa settimana, e poi qual è il prossimo step quando arriverà insomma il turno degli over 70. Oggi dalle 15 le cose procederanno regolarmente, quindi tutte le persone che avevano prenotato questo tipo di vaccino potranno presentarsi secondo le indicazioni, l'agenda, il luogo che era stata stabilita. Per quanto riguarda tutte le persone che non si sono vaccinate dal momento del blocco, quindi lunedì pomeriggio, fino a questa mattina, perché anche i prenotati di questa mattina saranno rinviati, le agende saranno riprogrammate, tutte le persone saranno ricontattate, gli sarà proposta una nuova data per poter avere la somministrazione di questo vaccino. Allora, ieri lei ha dichiarato, leggo una sua dichiarazione, che si procede adesso con gli uomini del corpo forestale regionale, poi ci sarà il personale della protezione civile e i loro volontari, questo per diciamo le categorie. Invece io volevo sapere quando arriverà, perché sono in tanti insomma che chiedono il turno degli over 70, indicativamente, ecco, tra quanto? Non ho capito bene la domanda, mi pare che lei parlasse di over 70. Allora, facciamo un po' d'ordine. Noi lavoriamo con 2 vaccini. Sì. Alcuni vaccini possono essere destinati alla categoria che è stata definita dal Ministero della Salute come la più a rischio, che è quella delle persone che hanno superato gli 80 anni. Quindi noi stiamo procedendo con i Pfizer e con i Moderna sugli over 80, sia in struttura, quindi le persone che stanno andando a farsi vaccinare nelle strutture sanitarie e anche nei luoghi di campagna massiva che abbiamo organizzato, dei quali penso parleremo. Certo. E poi coloro che invece non sono trasportabili, quindi sono a casa, e quindi le aziende sanitarie provvederanno a fare questo vaccino a casa. Dietro questa categoria, in termini di priorità, è definita l'area della vulnerabilità, quindi gli immunodepressi, i trapiantati, gli attesi di trapianto, la disabilità, tutta quest'area molto importante sulla quale c'è molta polemica, c'è molta confusione. Questa è un'indicazione stabilita dal piano nazionale che viene dopo gli over 80. Noi cominceremo presto ad aprire la gente anche nei confronti di queste categorie di persone che noi riteniamo estremamente importante, e cercheremo di seguire anche l'indicazione del nuovo piano che ha qualche giorno, che stabilisce di vaccinare anche i caregiver e i familiari. Quindi ci stiamo organizzando anche per questo. E il grande limite che abbiamo avuto e incontrato fino adesso era la limitata disponibilità dei vaccini. Certo. Altra cosa riguarda gli AstraZeneca, che sono quella categoria di vaccino che invece è stata definita nella prima parte sui servizi essenziali che noi intendiamo completare, come abbiamo detto, per il corpo forestale e per la protezione civile. Queste categorie vengono sostanzialmente dalla nuova versione del piano eliminate e si comincerà a lavorare sulle categorie dell'età. Quindi noi nei prossimi giorni lavoreremo a definire la prima categoria dell'età, aprendo l'agenda, comunicheremo quando, come lo comunicheremo nei prossimi giorni per la vulnerabilità, per la categoria con gli AstraZeneca
tra i 79 e i 75 anni. Ok, grazie. Allora, lei ha fatto proprio riferimento effettivamente alle campagne vaccinali che sono state, alle vaccinazioni di massa, tra virgolette, che sono state fatte ieri a Tolmezzo, proseguiranno anche oggi, abbiamo visto anche a Cividale all'interno del Palazzetto dello Sport, domenica toccherà a Codroipo e poi anche alla Tisana. Questo è un punto di forza, insomma, di questa campagna. Questo è uno straordinario lavoro che le nostre aziende sanitarie sono riuscite a mettere in campo. Leggo anche qualche dato nazionale che non mi torna, perché la nostra regione in seconda dose è la terza tra le regioni che stanno Sì. vaccinando, in prima dose e quarta, quindi noi stiamo lavorando molto e lo stiamo facendo anche grazie a queste campagne massive. Io vedo la felicità delle persone arrivare con i loro familiari che li accompagnano, che hanno superato gli 80 anni. Questo è un lavoro molto importante che le aziende sanitarie sono riuscite a mettere in campo e ci sono moltissimi professionisti impegnati in questo ed è chiaro che siamo partiti abbiamo testato Cividale questa esperienza, l'abbiamo migliorata nel corso di quelle 2 giornate, poi siamo passati ieri a Tolmezzo, abbiamo aperto a Gorizia, ieri abbiamo aperto Trieste, domenica sarà la volta di Codroipo e sabato prossimo di Latisana. È un modello che noi intendiamo testare, che ci dà grandi risposte importanti, vediamo che la gente è contenta, c'è un lavoro di sinergia importante anche con i sindaci, c'è un lavoro importante con le fondazioni che si sono messe a disposizione per sostenere questo tipo di attività ed è un lavoro importante anche dei volontari di protezione civile e delle altre associazioni che ci stanno dando una grande mano per raggiungere quel risultato di vaccinazione importante che noi tutti abbiamo capito che è l'unico modo per contrastare questo virus. Certo, ultima domanda, in questa situazione ieri abbiamo avuto oltre 1000 contagi, 1058, ma preoccupa in particolare, oggi l'abbiamo trovato sui giornali, la situazione particolarmente seria degli accessi ai pronto soccorso, in particolare all'ospedale di Udine, ma comunque negli ospedali della regione, sotto stress. Qual è il punto della situazione? Noi abbiamo gli ospedali sotto pressione, la curva è alta e ovviamente quando la curva è alta questo ricade nelle strutture ospedaliere. Ricordiamoci tutti la polemica sulla chiusura delle scuole. La chiusura delle scuole non era una chiusura legata al contagio nelle scuole, era alla mobilità delle persone che frequentano le scuole. Vediamo una forte presenza di focolai familiari ed è evidente che la persona più giovane, anche se vediamo una riduzione dell'età nel contagio e anche nel problema di domanda ospedaliera, contagia le persone che hanno un'età più avanzata e questo diventano problemi a pressione ospedaliera perché c'è bisogno di una domanda, di una risposta ospedaliera. Questo sta aggravando le nostre terapie intensive, sta aggravando le nostre aree mediche e sta aggravando anche i nostri pronto soccorsi, i quali hanno delle domande proprie, hanno delle domande proprie a Covid, però continuano ad avere delle domande codice bianco, codice verde che dovrebbero trovare risposta da altre parti, anche se ci rendiamo conto che il cittadino nel momento in cui, in particolare in questo momento, si sente in difficoltà, va in un pronto soccorso perché si sente più protetto. È un momento difficile, è un momento che segna, insomma, secondo me, anche tutta una serie di errori, di decisioni non prese nel corso di molti anni. Noi dobbiamo cercare di superare questa difficoltà e soprattutto di far tesoro di questa esperienza che dimostra come determinate scelte devono essere assunte, in particolare relativamente al capitale umano. Quando ci vengono a dire assumete più infermieri, assumete più medici, io rispondo che noi siamo pronti ad assumere tutti i medici e gli infermieri che troviamo, il problema è che non ce n'è e soprattutto non ce n'è formati per essere dentro all'interno di un pronto soccorso. Questo è il problema che la situazione sta vivendo e tutti quanti siamo impegnati per cercare di superare questo momento che oggettivamente è difficile. Bene, io la ringrazio per la sua disponibilità, naturalmente le auguro buon lavoro, vista insomma, la situazione. Grazie per essere stato con noi e salutiamo quindi il vice governatore Riccardo Riccardi. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, altrettanto buon lavoro.